ringraziamo chiaramente Giordano Mozzi per la sua partecipazione. Continuano a sfilare le Ferrari, benvenuto anche a Fabio Vergamini e Anna Maria, e le Ferrari, le 3 Ferrari che simbolicamente aprono questa 33esima edizione del Gran Premio Nuvolari. Eccola la Bugatti 37A che apre ufficialmente questo Gran Premio Nuvolari, benvenuti. 33esima edizione del Gran Premio Nuvolari, nella tradizione anche perché come percorso abbiamo voluto in qualche modo essere vicini agli amici dell'Emilia e della Romagna così provati dall'alluvione e dai quali abbiamo sempre ricevuto calore, affetto, e quindi quest'anno abbiamo deciso di riproporre il percorso dell'anno scorso con le modifiche necessarie per bypassare tutte quelle interruzioni, quelle strade addirittura scomparse davanti a cui ci siamo trovati. 285 partenti, un numero abbastanza importante, sono concorrenti che provengono come al solito da tutto il mondo, una gara, il Gran Premio Nuvolari, tecnica, importante, sono presenti i migliori specialisti della regolarità e una manifestazione che sicuramente riesce a tenere alto nel mondo sportivo soprattutto, il nome di Tazio Nuvolari. Quanti nuvolari? 8 Gran Premi Nuvolari. Ma quante vittorie in generale? Ma attenzione, poi ci sono le 1000 miglia, poi c'è tutto il resto, quindi siamo davanti a dei grandi campioni. Questo è un avvenimento che a livello internazionale non è soltanto locale, ma dobbiamo ringraziare gli organizzatori che sono riusciti in tutti questi anni ad incrementare la partecipazione e a far sì che questo avvenimento interessasse anche la stampa internazionale. Come CONI siamo stati sempre vicini e lo saremo sempre. Grazie. Il numero 75, Stefan Letter e Bettina, un'altra Bentley Derby Sport, benvenuti. Have a lot of fun. Non solo ci sono tantissimi ospiti stranieri da tutto il mondo, ma vengono qua da tutta la provincia, dalle province limitrofe, tanti appassionati di auto d'epoca, ma anche tante famiglie, tanti bambini a vedere queste macchine bellissime. Quindi grazie al comitato organizzatore, grazie alle forze dell'ordine, alla polizia stradale che poi accompagna le auto per tutta Italia, alla polizia locale per l'organizzazione qua a Mantova. È una bellissima organizzazione, un bellissimo staff, ormai da 33 anni andiamo avanti così. Per altrettanti, anche di più, altri. It's every year a very nice race, very well organized, so we like it very much. It's our 15th time, so in the 2009 was the first time, and we like it as much as the first time, so it's very nice. It's a 1928 Riley, so very old car. We started with the Jaguar from 1957, and the cars become more older and less comfortably. So it's very nice to drive in this kind of cars and get the reactions of the people, especially the people in Italy who like it very much. Per me il Gran Premio Nuvolari è la gara più bella in Italia. Tecnica, bellissimi equipaggi, bellissime vetture, location stupende, un percorso che attraversa l'Italia. Veramente una bellissima gara, con delle prove tecniche, quindi sicuramente divertente anche a livello di gara. Io la faccio per la terza volta, le prime 2 volte con una Porsche 356 e questa volta con la Bugatti T40 Grand Sport. So have fun and see you in Rimini. Ciao ciao! Bellissima la 306, le ali di Gabbiano, sempre pericolosissimo intervistare gli equipaggi con le ali di Gabbiano aperte perché non sai mai poi cosa ti capita. Bellissime loro, un altro equipaggio femminile. But what do you think about this race? Thank you very much. L'equipaggio femminile che René, loro sono bellissime, sono una macchina bellissima, che dire. Yes, you can go, have fun.